lettura del benessere in senso comparativo, nel senso che abbiamo cercato di catturare la multidimensionalità del benessere, che è quell'aspetto di cui si discute molto oggi, benessere oltre il PIL, oltre alle condizioni materiali, di cui tra l'altro il PIL non è l'unico rappresentante, ma cercando di catturare anche quelle che sono le componenti di sanità, qualità della vita, insicurezza non solo economica, partecipazione pubblica, efficienza eventualmente, anche se l'efficienza non appare direttamente in questo momento ma verrà inclusa successivamente, al fine di poter costruire appunto più che una classifica intesa in senso relativo tra le diverse realtà territoriali, ovvero sia le diverse regioni del nostro Paese. Successivamente forse potremo estendere, ammesso che abbia un senso e ammesso che i dati ce lo consentano, anche ad una simile analisi a livello provinciale. Il nostro lavoro che abbiamo fatto è perfettibile sicuramente sia per quello che riguarda l'inclusione di diversi indicatori, mancano ad esempio indicatori sulle diseguaglianze in questo momento, che sono una tematica sulla quale si discute molto. Io faccio anche parte di una commissione Istat sul benessere equo e sostenibile e proprio molto recentemente è venuta fuori questa urgenza di riuscire a catturare non soltanto aspetti che riguardino la mera sostenibilità, ma anche le disuguaglianze intraregionali all'interno delle singole unità territoriali. Ma anche nel tentativo, questo riguarda soprattutto anche quello che sono le nostre motivazioni istituzionali, il tentativo di poter riuscire a costruire algoritmi e tecniche che riescano a catturare in maniera abbastanza user friendly, in maniera abbastanza semplice, le funzioni di preferenza dei decisori, eventualmente non soltanto di stakeholders o non soltanto di policy maker, ma anche di cittadini, in un'ottica di una partecipazione diretta alla democrazia, ai fini di poter inserire quei parametri che consentono una valutazione multidimensionale maggiormente rappresentativa della collettività. Il nostro lavoro non voleva dare una valutazione assoluta del fatto che in una qualche unità territoriale si viva o non si viva bene, ma soprattutto una valutazione relativa. La domanda sarebbe stata: quanto bene si vive in Veneto relativamente alle altre realtà territoriali? Ecco, allora la risposta è, a questo punto di vista, si vive mediamente bene, malgrado la crisi, nei confronti delle altre unità territoriali. Non relativamente a tutti gli aspetti, alcuni aspetti, istruzione ad esempio, non è attualmente un indicatore che è in linea con la media del resto del Paese. L'insicurezza economica sta acquistando una certa valenza, anche perché il Veneto è una realtà caratterizzata da un forte sviluppo industriale e quindi ha maggiormente risentito della crisi economica anche in termini di licenziamenti. Anche per quello che riguarda l'inquinamento ci sono dati tra loro un po' contrastanti. Ci sono sicuramente degli aspetti nei quali si possono riallocare meglio le risorse, forse, in cui alcune strategie politiche possono tentare di migliorare ancora alcuni aspetti. Direi che sicuramente in Veneto tanto male non si vive, io ci resto ancora. È un progetto che stiamo portando avanti come Unioncamere. C'è la Camera di Commercio di Venezia, la Regione del Veneto e c'è l'Università di Venezia per la parte scientifica. È una nuova sfida che ci stiamo ponendo, ma che non riguarda solamente il nostro sistema veneto. Sappiamo che a livello comunitario si sta parlando di non solo PIL, a livello francese, ma ormai anche a livello delle Camere di Commercio italiane si sta pensando a questo nuovo indicatore, che in realtà è un insieme di indicatori che supera il cosiddetto PIL. Il cosiddetto PIL che per noi oggi non è più sufficiente, ma non è più sufficiente nemmeno a livello comunitario. Quando noi parliamo di PIL, poi parliamo di un indicatore limitato, si utilizza normalmente l'esempio: c'è un incidente d'auto, ci sono 2 auto che si sono distrutte, ci sono dei feriti, aumenta il PIL ma non aumenta il benessere. Non solo PIL vuol dire andare invece verso degli indicatori che tengano conto non solo dello sviluppo economico, ma anche del benessere delle persone, della qualità della vita delle persone. Quindi riguarda il mondo dei consumatori, riguarda noi quando dobbiamo andare in un ospedale o quando noi dobbiamo avere un servizio da parte dell'ente pubblico, riguarda il tempo libero, cosa possiamo fare, quanto tempo abbiamo da dedicarci, l'istruzione, il rispetto dell'ambiente, la qualità dell'ambiente dove noi viviamo. È tutto un insieme di fattori e di dati che permettono quindi che cosa alla fine? Di disporre di indicazioni
che servono sia a noi come sistema camerale, ma anche a tutti gli altri decisori che possono esserci su un dato territorio, quindi i decisori politici, i burocrati, coloro che devono definire politiche, perché permette di avere i dati per poi formulare delle strategie, formulare delle soluzioni. Per esempio, una delle nostre ambizioni è quella che, se noi andiamo avanti con questo indicatore non solo PIL, che questo è il nostro obiettivo, manovre finanziarie come l'ultima diciamo, siano un attimino diverse, perché sono manovre finanziarie che non tengono conto di tutta una serie di dati. Faccio solo un esempio: il dato della pubblica amministrazione in Veneto costa circa il 32% del PIL, mentre in alcune regioni del meridione arriva al 65% del PIL. È questo un qualche cosa che può continuare? Si tratta di uno spreco. Quindi bisogna capire dove tagliare nella pubblica amministrazione. Non si può tagliare in maniera uniforme come si sta facendo oggi, bisogna tagliare dove c'è un eccesso di spesa rispetto appunto a fattori tipo il fattore PIL. Lo stesso, se c'è un sistema molto produttivo come c'è nelle nostre regioni, noi dobbiamo favorire questo sistema per creare sviluppo, ma non lo possiamo favorire aumentando le tasse, ma addirittura diminuendole. Ma allora bisogna da una parte diminuire le tasse, dall'altra tagliare, ma tagliare dove si può tagliare, dove cioè la spesa pubblica, per esempio, come ho detto poco fa, rispetto al PIL è troppo alta, e quindi avere il coraggio di fare delle manovre differenziate. Non manovre lineari uguali fra tutte le regioni, ci sono delle differenze sostanziali fra nord e sud, fra est e ovest, e queste bisogna tenerle presente. Questi dati permettono anche di avere questi elementi, ma poi noi vorremmo anche collegare per esempio il dato dell'evasione fiscale, che è un dato fondamentale, perché se tutti i cittadini pagano le tasse il benessere aumenta. Infatti dallo studio si vede che il benessere aumenta meno è l'evasione fiscale, quindi più si pagano le tasse. Però ovviamente deve essere collegato tutto questo anche al federalismo fiscale, perché se io pago tutte le mie tasse ma non restano sul territorio in grande parte, ma vanno in altri territori dove c'è una maggiore evasione fiscale, ecco che allora il beneficio del maggiore pagamento delle tasse viene vanificato, viene annullato, addirittura la qualità della vita diminuisce in maniera verticale, fortissima. Ecco quindi che è molto importante collegare aspetti anche del sistema pubblico, della pubblica amministrazione, della finanza pubblica, quante tasse ci sono, come i soldi vengono spesi, quindi la qualità della pubblica amministrazione per capire la qualità della nostra vita, quindi non solo economia, non solo imprese, ma tutta una serie di altri parametri che noi abbiamo appunto individuato.